Ciao a tutti e bentornati. In questo video parleremo del Festival dell'Oriente che si è svolto a Cagliari lo scorso ottobre. Io ci sono stato e ho raccolto un po' di immagini per voi. Ci vediamo alla fine del video. Come nel 2019, il Festival dell'Oriente si è svolto nella fiera di Cagliari ed è stata l'occasione per poter fare una passeggiata a fare gli stand, vedere prodotti tipici di nazioni diverse e anche poterli acquistare. Tanti erano gli espositori, i più gettonati erano quelli dell'India, della Cina, della Corea, della Thailandia, che vendevano prodotti tipici, vestiario e anche artigianato. A parte erano presenti due padiglioni dedicati interamente, uno al Giappone e alla sua cultura e l'altra al mondo arabo. Ovviamente non poteva mancare anche la cultura pop orientale, ispirata agli anime o ai manga. Nel padiglione principale era presente una grande area palco, dove era possibile assistere ad esibizioni di danza, di canto e anche musicali.
All'interno del padiglione giapponese, invece, oltre a fare acquisti di tanti gadget e oggetti tradizionali, è stato possibile per il sottoscritto partecipare alla cerimonia del tè, con una maestra d'eccezione che vanta un'esperienza enorme e soprattutto appartiene ad una famiglia che pratica la cerimonia del tè da oltre 500 anni. Ovviamente non poteva mancare lo stand cinese, con tanti peluche e prodotti che rappresentavano l'animale tipico e simbolo della Cina stessa, il panda. E ovviamente non poteva mancare l'area ristoro, dove erano presenti ristoranti coreani, cinesi, giapponesi, thailandesi e i loro fantastici prodotti. E ovviamente io non mi sono fatto mancare niente. Rieccovi, vi è piaciuto il video? Scrivete nei commenti se siete stati anche voi nel Festival dell'Oriente nelle vostre città, che esperienze avete fatto e cosa vi piacerebbe provare in futuro. Quello che ha colpito a me più di tutto è stato la cerimonia del tè, davvero davvero bella, molto suggestiva ed emozionante. E detto questo, ragazzi, vi ricordo iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mi raccomando, condividete il video se vi è piaciuto e trovate tutti i link in descrizione. Detto questo, Asibiri, ciao!